Buongiorno e buon 1° novembre, anche in questo giorno di festa in diretta insieme a voi fino alle 13:30 per raccontarvi dei fatti principali di queste ultime ore. Iniziamo subito con la cronaca che ci porta a Padova, dove la squadra mobile ha arrestato nei giorni scorsi per 2 diversi episodi 2 giovani per truffe ai danni di anziani. Si tratta di un 25enne e di un 20enne, entrambi del napoletano. Il primo aveva tentato di estorcere del denaro ad una 85enne di Loreggia, mentre il secondo si era fatto consegnare da una 84enne di Teolo Monili in oro per un peso complessivo di 250 grammi. In entrambi i casi i 2 indagati avevano fatto intendere alle vittime, spacciandosi per carabinieri, che un loro parente era stato arrestato perché coinvolto in un incidente stradale e che il denaro serviva per pagare la cauzione per evitare che finisse in carcere. L'anziana di Loreggia, appena ricevuta la telefonata del truffatore, ha chiamato il 113 segnalando l'episodio. Gli agenti hanno rintracciato il finto militare mentre stava salendo su un treno diretto a Napoli. Il 25enne è stato condannato a 2 mesi di reclusione con l'obbligo di dimora nel comune del napoletano da cui proveniva e divieto di uscire negli orari serali e notturni. Nel secondo caso, l'anziana di Teolo si era privata dei monili in oro per pagare la cauzione al 20enne, che poi si è allontanato. La polizia, allertata da varie telefonate di cittadini che avevano subito lo stesso tentativo di truffa, è riuscita a intercettare il giovane alla stazione dei pullman della città Euganea, trovandogli addosso il bottino. In provincia di Treviso invece un incidente questa mattina alle 6:30. Siamo in via Muson ad Asolo, con l'angolo con via Bassane, dove una Alfa Romeo è uscita autonomamente di strada per cause ancora da accertare, finendo, lo vedete nella foto, contro un'impalcatura di un'abitazione privata, impalcatura gravemente danneggiata e pericolante dopo l'urto. Sul posto, oltre ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto, anche i vigili del fuoco. Il conducente non è stato trovato sul posto, potrebbe aver abbandonato il veicolo dopo l'impatto. Sono in corso indagini da parte dei militari dell'Arma. In tribunale a Padova ieri l'interrogatorio di garanzia per Melissa Russo Machado, la 29enne arrestata per aver ucciso la bambina che aveva appena dato alla luce. Disposti gli arresti domiciliari. Tra le motivazioni che hanno portato il giudice a convalidare l'arresto e porla ai domiciliari la gravità del reato, il pericolo di fuga e il rischio di inquinare le prove. Sembra che i genitori non sapessero della gravidanza. Cappuccio nero calato sul volto, da cui si intravedono 2 ciocche di capelli blu. Melissa Russo Machado, la 29enne arrestata per aver ucciso la neonata che aveva appena partorito, gettandola nel water e provocandone l'annegamento tirando lo sciacquone, si nasconde mentre esce dall'aula di tribunale scortata dai carabinieri. La giovane italo-brasiliana, uscita dall'ospedale, è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari Domenica Gambardella per l'interrogatorio di garanzia. Non ha risposto alle domande. Dopo una lunga attesa sono stati disposti i domiciliari in Puglia, a casa dei genitori, e dalla Puglia era andata via 2 mesi fa ed era arrivata già a gravidanza avanzata a Piove di Sacco, dove aveva iniziato a lavorare all'interno del nightclub. Dormiva nelle stanze sopra il locale dove la scorsa notte ha dato alla luce la sua creatura, che ha brutalmente ucciso. Ho partorito, è morto, ha detto freddamente ad una coinquilina che stava lavorando a tarda notte nel night. Nella stanza i segni evidenti dell'orrore. Accorrono anche i 2 nuovi titolari, un cinese e un rumeno, ma i soccorsi vengono allertati solo intorno alle 5 del mattino. La procura ora indaga anche su questo, potrebbe infatti profilarsi l'ipotesi di favoreggiamento. Intanto si è aperto anche un altro filone di indagine, quello sulle attività che venivano svolte all'interno del locale di lap dance. Il pubblico ministero Sergio Dini ha ordinato il sequestro del serale per sfruttamento della prostituzione. Proseguono le indagini sul decesso del neonato a Piove di Sacco dell'altro giorno. Stiamo facendo accertamenti
certamente anche sulla condizione dell'esercizio commerciale sottostante l'appartamento dove si è verificato il tutto, accerteremo se nella conduzione dello stesso possono essere stati commessi degli illeciti. All'interno, oltre a Melissa Russo Machado, lavoravano altre 3 giovani dell'Est Europa e al momento il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Paura ieri pomeriggio nel veneziano a Cavarzere per il crollo del tetto di un'abitazione a Atera. Sul posto i vigili del fuoco, fortunatamente illese le persone all'interno. Erano da poco passate le 15 quando in via Chiara Rovelli a Bosco Chiaro di Cavarzere è parzialmente crollato il tetto di un appartamento di proprietà dell'Ater sviluppato su 2 livelli. 2 persone sono rimaste bloccate all'interno a causa dei calcinacci finiti sul vano scala che impedivano l'uscita, ma non sono rimaste ferite. Sul posto, subito dopo le segnalazioni da parte dei vicini preoccupati per i rumori provocati dal crollo, sono arrivati i vigili del fuoco dalla centrale di Mestre con autogru e autoscala. Da Cavarzere e Adria, che con una piattaforma aerea hanno reso possibile il salvataggio dei 2 occupanti. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'abitazione partendo proprio dalla rimozione dei detriti crollati. Tra le possibili cause un'infiltrazione. Adesso a Montecchio Maggiore con la polizia locale dei Castelli che segnala come siano in aumento i conducenti sanzionati per la fuga dopo un incidente. Codice della strada che prevede l'obbligo di fermarsi in caso di sinistro, fornire i propri dati e non creare intralci alla circolazione se i danni sono relativi solo a cose. Se nell'incidente si dovessero ferire invece delle persone, è prioritario allertare i soccorsi e prestare immediata assistenza. Nonostante ciò, il numero di conducenti sanzionati per la fuga dopo un sinistro è in aumento nell'area di competenza della Polizia Locale dei Castelli, i territori comunali di Montecchio Maggiore, Brendola e Sarego. Tra gennaio e ottobre 2024 si sono verificati infatti 19 episodi, di cui 2 conferiti, contro i 13 rilevati in tutto l'anno scorso, di cui 2 conferiti. In termini percentuali si osserva quindi un aumento del 76% nella media mensile dei casi tra il 2023 e i primi 10 mesi del 2024. Solo nella città di Montecchio sono passati da 11 nel 2023 a 18 nel 2024. Oltre all'impegno della Polizia Locale nel rintracciare i responsabili, l'amministrazione punta al potenziamento dei sistemi di sicurezza come i targa system e le telecamere di videosorveglianza. Stiamo anche noi tentando in tutti i modi, con le risorse che abbiamo, di dare una risposta anche alle nuove tecnologie che servono oggi per identificare, come identificare il targa system o il sistema di identificare targhe laddove non hanno magari l'assicurazione, il bollo, tutte quelle cose o la revisione che servono per la regolare circolazione degli automobilisti. Abbiamo implementato anche con altri 130.000 euro, circa 140 sono per il discorso delle telecamere, per adattare anche le aree che oggi sono scoperte del comune. Quindi tutto quello che serve per la legalità e serve per essere presenti nel territorio lo facciamo. Dopo solo 2 giorni il 28enne tunisino arrestato per la spaccata al Piper di Zelarino è uscito dalla carcere. Per lui l'obbligo di firma a Verona, la delusione del titolare dell'Enoteca. Ero convinto che rimanesse in carcere. Purtroppo si continua ad avere questo tipo di attesamento nel sistema che non arrestano più nessuno. La delusione verso un sistema che non tutela, continua Daniele, è tanta. A 2 giorni dall'arresto del 28enne tunisino responsabile della spaccata ai danni del suo locale, il Piper di Zelarino, il giudice ha deciso di farlo uscire dal carcere. La punizione per i reati di danneggiamento avendo agito col tombino e resistenza all'arresto in flagranza sarà l'obbligo di firma. Il 28enne dovrà dunque presentarsi alle autorità ogni 24 ore e non lo farà a Venezia ma a Verona, dove evidentemente è domiciliato.
Tra l'altro l'uomo era già stato bloccato un mese fa dopo aver devastato la tabaccheria di Via Verdi, il ristorante Cadei Greci e l'osteria del Lupo Nero sempre a Mestre. Nei giorni scorsi Bigozzi, rispondendo a chi sosteneva che tanto sarebbe uscito, diceva di essere invece sicuro del contrario. Io quando ho letto i commenti 2 giorni fa, prima del processo, a qualcuno ho anche risposto: guarda, stavolta non è così, stavolta sono convinto che invece avevano ragione loro. Ha coinvolto una notte intera decine di poliziotti per prenderlo e alla fine è a casa. Cioè, cosa deve fare uno? Cioè, devono aspettare che questo ammazzi qualcuno. L'adesione rimane, ma rimane non solo per me, ma anche per tutti gli operatori del settore. Insieme al 28enne è stato arrestato anche il suo connazionale di 46 anni che però resta in carcere per precedenti reati e a cui si possono ascrivere la maggior parte dei colpi messi a segno nelle ultime settimane. Il fatto è che comunque chiunque può fare quello che vuole, tanto non viene punito. Questo sicuramente se andrà a Verona delinquerà, perché è il suo modus operandi, vive così, c'è gente che vive così, è inutile. Se non cambia la legge Cartabia, qui sarà sempre così. Non è colpa dei giudici, non è colpa del PM, e loro applicano quelle che sono le regole, quelle sono le norme, perché è la legge. È la legge che è sbagliata. Sanfiora senza tregua, i ladri sono tornati, razziata per la seconda volta la ferramenta, nuovo tentativo di effrazione in un'abitazione. A Godega i malviventi entrano negli uffici di bottega. Sara ha chiamato i carabinieri, io ho chiamato mia mamma perché uscisse dalla finestra per spaventare i ladri. Abbiamo capito che era la finestra principale della cucina, quindi paura tanta. Si sono barricate in casa quando hanno sentito il rumore. I ladri a Sanfior sono tornati ed hanno cercato di entrare nella loro abitazione mentre si trovavano all'interno. Un colpo secco alla finestra è il sensore di rilevazione delle persone che cade. Secondo me ci stavano già controllando perché sanno benissimo che io mi alzo alle 7 per andare a lavorare in banca. I miei si alzano tardi, Sara lavora la sera di food truck o pizzeria, quindi va tardi la sera, quindi dicono a quell'ora là sicuramente stanno ancora dormendo. La paura è stata tanta, infatti noi stanotte non abbiamo dormito nella nostra abitazione, ma abbiamo dormito da sua mamma perché avevamo paura. Infatti io ho passato una notte insonne, alle 3 mi svegliavo, sentivo fin le sirene nelle orecchie e non c'erano. Magari pensano che ci siano soldi, vedono il furgone, c'è un'attività, quindi questo furgone qua magari chissà cosa mettono loro in testa, nelle loro teste. E infatti da quando abbiamo il furgone abbiamo già avuto 2 o 3 visite. La sensazione di essere spiati e l'angoscia che ci sia qualcuno che ti aspetta al rientro a casa, questo è quello che rimane dopo il terzo furto o tentato furto subito. Il sospetto che serpeggia è che possa trattarsi di una banda di ragazzini che sta colpendo da giorni a Sanfior e che è tornata alla ferramenta basso per un pugno di spiccioli. 2 scassi, furti con scasso a distanza di un giorno, e sono entrati ma non hanno preso niente alla fine, niente di che insomma. Solo la moneta del fondo cassa, 20-30 euro. Diciamo anche che adesso stiamo cercando di fare delle ronde notturne perché abbiamo paura, tutti quanti, il paese ha paura e quindi per salvaguardarci uno con l'altro stiamo facendo questo. Nelle stesse ore, pochi chilometri di distanza, i ladri si sono introdotti all'interno degli uffici della distilleria Bottega di Godega di Sant'Urbano. Entrati da una porta trovata aperta, hanno raggiunto la cassaforte e hanno cercato di forzarla, ma sono stati messi in fuga dalla ditta di pulizie. Dagli Stati Uniti, dove si trova Sandro Bottega, titolare dell'azienda, insieme al fratello Stefano invoca l'intervento di governo e magistratura. Certezza della pena, dice, legittima difesa che sia definita una volta per tutte e carceri costruite direttamente dagli stessi detenuti per ripagare il loro sostentamento. Ronde rilanciate da Laura, vittima di un tentato furto, caldeggiate dal gruppo consigliare della Lega con Marica Urban. Intanto il sindaco Martorelli organizza un incontro con le forze dell'ordine. 5 furti in 24 ore nell'ultima settimana a Sanfior e aumenta di giorno in giorno la contabilità degli atti criminali in questo piccolo comune della Marca dove tutti si conoscono. Ad aiutare Sara e Laura è intervenuta Marica Urban, vicina di casa e consigliere del Carroccio. Mi sono attivata immediatamente, ho avvisato il mio gruppo, il gruppo di lavoro, quindi il gruppo che è in comune, il gruppo di minoranza, nel quale c'è anche l'ex sindaco Beppi Maset, il quale già a suo tempo aveva istituito le ronde e il controllo del vicinato. Le ronde sono fondamentali intanto per far paura a questi malviventi, a questi ladri, non so nemmeno io come definirli,
e poi diamo per quanto poco una piccola mano alle forze dell'ordine che fanno veramente tanto. Comprende le paure ma rilancia sull'importanza del controllo di vicinato invece il sindaco Gastone Martorell, che ha organizzato con il gruppo un incontro la prossima settimana con le forze dell'ordine. Ma pregherei anche chi non si è iscritto di iscriversi, perché è una cosa indispensabile dare immediatamente le informazioni alle forze dell'ordine. Se noi diamo le informazioni alle forze dell'ordine 2 giorni dopo, queste non servono a nulla. Incontro fissato con carabinieri e polizia proprio per spiegare alle persone come comportarsi in caso di furto o tentato furto. Da soli non facciamo nulla, cioè sono le forze dell'ordine quelle che ci devono dare una mano e noi dobbiamo dare una mano a loro, dobbiamo far sì che si sentano tutelate e facendo parte di un territorio che le rispetta e che sa che sono al loro fianco. L'ondata di furti riguarda un po' tutte le province, i comuni, non ha risparmiato nemmeno Romano Dezzelino. Non c'è pace per i cittadini di tutta la pedemontana bassanese colpiti da furti e intrusioni in casa. La stagione autunnale è purtroppo quella in cui si concentrano la maggior parte dei reati predatori. Purtroppo anche a Romano sono avvenuti dei fatti di predazioni in casa, sono avvenuti fortunatamente con l'assenza di persone in casa, ma è capitato in territori limitrofi che si fossero introdotti i ladri in casa anche con la presenza di persone. Per cui l'attività nostra si concentra anche nel dare degli strumenti e delle indicazioni ai cittadini, a coloro che in questo momento potrebbero essere i più colpiti da questo fenomeno. Anziani, persone sole e fragili sono particolarmente a rischio, specie nella fascia oraria tra le 16 e le 20. Quello è l'orario in cui ognuno dei cittadini dovrebbe porre in essere delle piccole accortezze, ma soprattutto rendere la propria casa più viva. Se tutta l'attività si concentra tra le 16 e le 20, è ovvio che è l'orario in cui le persone rientrano dal lavoro. Quindi proprio avere l'accortezza anche di lasciare le luci accese, mettersi d'accordo perché ci sia sempre qualcuno che sorveglia o che è presente in casa. A Romano Dezzelino esiste già una stretta collaborazione con i carabinieri e l'intenzione è di potenziare il servizio del controllo di vicinato. Abbiamo iniziato con questo progetto ancora lo scorso anno, non è una cosa che sta facendo molta presa, ma proprio alla luce di questi fatti è proprio in questi momenti poi che i cittadini si rivolgono a noi per creare questi gruppi di persone. Abbiamo in questi giorni contattato la prefettura per dare seguito al protocollo e alla firma del protocollo, perché vogliamo iniziare da presto anche con questo controllo di vicinato. Lasciamo adesso per un attimo la cronaca. Saluto, ringrazio per essere con noi in questo giorno di festa Adriano Bordignon, presidente nazionale Forum Famiglie, ben ritrovato, buongiorno. Bentrovati a tutti e buona festa di Ognissanti. Grazie mille, grazie, buona festa anche a lei. Allora Presidente, io partirei subito con una foto che chiedo alla mia regia, a Italo Morao e Antonio Paul, la foto sua con Papa Francesco, un incontro avvenuto qualche giorno fa e lei in poche righe ha racchiuso e rappresentato l'emozione di trovarsi di fronte al Pontefice. Sì, è stata un'occasione straordinaria nella quale insomma nel mio ruolo di appunto rappresentante delle famiglie in Italia il Papa mi ha ricevuto. È stato veramente per me umanamente un incontro eccezionale per la semplicità, per l'accoglienza, anche per il fatto di sentirsi non solo visto ma guardato e quindi subito a mio agio di fronte insomma a una personalità così importante. Bello, bello, bello. Può dirci di cosa avete parlato? Sì, abbiamo parlato della situazione delle famiglie in Italia, della necessità di un impegno di tutte le organizzazioni, da quelle statali all'associazionismo, al mondo delle imprese per sostenere le famiglie e per rilanciare la natalità. E poi ha fatto un invito, me l'ha fatto insomma da riportare insomma alla cittadinanza, a chi si occupa nelle associazioni, su due aspetti. Il primo è quello di prendersi cura di ciò che ci viene messo di fronte, quindi può essere il lavoro, può essere il territorio, la comunità, il quartiere, ma anche i problemi che la vita pone di fronte alle nostre comunità. E dall'altro insomma farlo con passione, non farlo in modo spento, non farlo in modo trito, ma cercando di metterci fantasia, generatività
insomma, spendendoci, perché è questo di cui ha bisogno il nostro Paese. Ecco, il tema della denatalità, dell'inverno demografico è uno dei temi che voi come Forum delle famiglie portate avanti su vari tavoli. Quello che mi viene da chiederle è se finora è stato fatto abbastanza e poi entreremo nel merito di quelle che sono anche tutte le misure messe in atto dal governo, ma se nella nuova manovra del governo vedete un cambio di rotta in tal senso. Sì, diciamo che l'Italia parte con un ritardo notevole e colpevole per quanto riguarda le politiche per la famiglia e per la natalità. La famiglia è come un bene che è stato dato per scontato, come delle volte è capitato con l'aria e con l'acqua che diamo per scontate, ma poi ce le troviamo carenti o inquinate. Ecco, la famiglia vive una difficoltà e va sostenuta. Uno degli elementi di questa difficoltà è la denatalità. In un fenomeno, quello della denatalità, che coinvolge tutto il mondo del benessere, l'Italia è il paese che sta peggio in tutta Europa. Su questo noi abbiamo chiesto da tempo degli interventi. In questa bozza di legge di bilancio, lunedì peraltro andremo in audizione in Commissione Bilancio alla Camera, ci sono dei segnali, ci sono degli interventi, ognuno di questi in sé per sé può avere un quadro positivo. Certo è che siamo lontani da quella specie di piano Marshall che abbiamo chiesto al nostro Paese per fermare o rendere meno ripida la curva della denatalità o per provare a rilanciarla. Ecco, ci sono dei segnali, ma non sono sufficientemente adeguati all'imponenza del problema dello squilibrio demografico. Ecco, lunedì la Commissione Bilancio alla Camera, in questa audizione, che cosa chiederete? Che aggiustamenti chiederete vengano fatti o che interventi in più vengano messi in atto? Allora, lunedì partiremo da una constatazione. Abbiamo sentito in queste settimane, in questi mesi, che il momento della legge di bilancio è un momento particolare e abbiamo sempre sentito parlare di una coperta che è troppo corta. Ecco, quello che noi inizieremo a dire è che se quest'anno la coperta è corta, solo per la variabile demografica l'anno prossimo la coperta sarà ancora più corta e ancora più corta l'anno successivo, perché i costi sanitari, sociali saranno crescenti, i fenomeni demografici ce lo raccontano e la popolazione attiva sarà calante. Quindi ogni momento perso, ogni momento ritardato e posticipato è una scelta molto chiara di non aver colto il problema quando il corpo Italia, il corpo sociale Italia, il corpo economico Italia era ancora in grado di reagire. E poi faremo tutta una serie di proposte, di emendamenti sull'esistente, chiedendo poi però che al di là della legge di bilancio si prendano in mano questioni più significative in modo strutturale a partire da dicembre. Cioè è troppo tardi ormai? Questa è una domanda impegnativa. Siamo in una china molto, molto orientata. Oggi, secondo quello che ci viene rappresentato dai demografi e dagli economisti, noi avremo bisogno di un completo cambio di struttura dell'investimento di questo Paese che possa accompagnare le famiglie che desiderano avere un figlio in più, che sia il primo, il secondo o il terzo, a fare questa scelta di coraggio. Dovremo con questo creare dei servizi che siano adeguati e dovremo fare in modo che ogni figlio nato non venga più interpretato come un costo individuale della famiglia, ma come un investimento per il sistema Paese. Dall'altro lato sarebbe anche necessario gestire i flussi migratori in modo più appropriato, facendo in modo che appunto le persone di cui abbiamo bisogno vengano inserite, venga fatto un investimento in questo senso per la loro integrazione, perché vengano delle famiglie che appunto non si creino delle sacche di povertà economica e anche di legalità. Ecco. Quindi natalità e investimento anche su una gestione adeguata dei flussi migratori sono delle sfide che l'Italia deve portare avanti, anche però con l'aiuto dell'Europa, perché in questo senso il problema non riguarda solo il nostro Paese ma l'intero continente. Presidente, possiamo fare un po' di ordine su quelle che sono i vari bonus, le misure messe in campo nella manovra
per i prossimi anni, perché durante queste settimane, mesi che hanno preceduto appunto la manovra stessa, tanto si è detto e tanto poi si è ritirato, insomma pensiamo solo all'assegno unico, che poi insomma ha cambiato anche dicitura. Insomma, quali sono le misure messe in campo per le famiglie? Allora, io partirei dall'ultima cosa che ha citato lei, la questione dell'assegno unico, che in realtà non è citata in legge di bilancio. Nel corso dell'estate, di fine estate, sono girate alcune voci sulla possibile soppressione dell'assegno unico, date delle complicazioni, una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea attorno a questo strumento. Poi anche grazie al nostro intervento il governo ha preso voce, è intervenuto e ha rassicurato che per l'anno in corso non si prevede nulla di questo genere. Noi siamo preoccupati perché comunque la procedura di infrazione continua, oggi al momento è di fronte alla Corte di Giustizia e entro fine 2025 arriveremo a qualcosa. Ecco, l'assegno unico noi possiamo dire che è una delle prime politiche strutturali per la famiglia e per i figli che il nostro Paese ha deciso di dotarsi di questo, con una straordinaria elemento aggiuntivo di ordine politico. Questo strumento è stato votato senza nessun voto contrario in Parlamento, direi quasi un unicum per il nostro Paese. Da questo punto di vista diventa uno strumento che assolutamente non possiamo prescindere da questo strumento e che dobbiamo preservarlo o trasformarlo nel modo migliore, anche perché ormai le famiglie lo riconoscono, ne fruiscono ed è necessario che venga tenuto. Come elementi ci ha sorpreso, ma poi abbiamo anche tramite dei confronti col Ministero di riferimento abbiamo capito l'origine di questo tipo di scelta, ci ha sorpreso questo nuovo bonus nascita che è stato reintrodotto. C'è stata una sorpresa, questo 1.000 euro per tutti i nati che saranno nati nel 2025 con famiglie con un ISEE sotto i 40.000 euro. Ci ha sorpreso perché noi sappiamo che i bonus non contano per le scelte di una famiglia di mettere al mondo un figlio in più. 1.000 euro per un figlio sono quota insignificante rispetto al costo che gli studi ci dicono è circa 150.000 euro per arrivare ai 18 anni per i soli costi di mantenimento, cioè per dar da mangiare, far studiare i figli, vestirli, però poi ci sono i costi di accrescimento perché ognuno di noi quando un figlio mette al mondo, se ne prende responsabile, vorrebbe che crescesse nel modo migliore possibile, quindi facendo sport, musica, teatro, qualche vacanza, attività culturali, ecco, e lì ci sono dei costi crescenti. Quindi ci sorprende questa cosa, non siamo d'accordo, speriamo che sia solo uno spazio annuale nel quale poi appunto riprenderà l'impegno sull'assegno unico. C'è stata un'estensione della decontribuzione del lavoro femminile, in questo senso nel corso del 2004 le richieste non sono state così significative, è stato importante che sia stato esteso in via di bozza, quindi aspetteremo a vedere cosa succederà per quanto riguarda anche le lavoratrici autonome e questo insomma ci sembra un criterio di giustizia. Non abbiamo ancora capito se riguarderà anche le lavoratrici con un lavoro precario, quindi un lavoro stagionale o a tempo determinato. Si parla di un aumento della quota di contribuzione al permesso del permesso per i genitori nascita di un figlio, che viene esteso all'80% anche fino al terzo mese. La nostra proposta era di portarlo fino al 100% e appunto estenderne i mesi in modo molto significativo, perché sappiamo che i primi 1.000 giorni di vita, quindi dal concepimento, tutta la vita prenatale e i primi 2 anni sono essenziali per creare quel benessere che poi farà di lui insomma una persona più equilibrata possibile, più nel benessere. Poi abbiamo un principio, un assaggio di quoziente familiare, anche se non è ancora chiaro come verrà sviluppato e verrà attivato solo per le famiglie con un reddito individuale oltre 75.000 euro, quindi una parte insomma non così cospicua della popolazione. Tra l'altro sarà un esperimento di quoziente familiare inverso. Noi lo vediamo come elemento positivo se vicina per l'anno prossimo, per gli anni a venire, alla riforma
riforma fiscale che consideri la composizione del nucleo familiare, la presenza di figli, la presenza di anziani e di disabili. Ecco, in questo senso è una nota positiva, altrimenti insomma non è così importante. Insomma c'è tanto su cui lavorare e chiaramente il forum delle famiglie è sempre pronto a affiancare chi deve decidere su quelle che sono le misure da mettere in atto. Poi chiaramente ci si augura che vengano concretizzate queste importanti proposte e lunedì ci sarà modo di confrontarsi su questo. Presidente, io la ringrazio davvero tantissimo, perché intanto ci ha aiutato a far chiarezza appunto su queste misure, poi perché ci ha aiutato a capire che cosa è stato fatto, ma il tanto lavoro che c'è ancora da fare. Grazie davvero ad Adriano Bordignon, Presidente Nazionale Forum Famiglie, e buon lavoro e ancora buona festa. Grazie e buona festa a tutti voi. Grazie davvero, e noi invece ci dobbiamo fermare per la prima pausa pubblicitaria, ma ci vediamo tra pochissimo. Eccoci in diretta, sono 10 milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti, 8,9 milioni dei quali resterà in Italia, scegliendo le città d'arte, poi la montagna e i posti all'aria aperta, sfruttando anche le meravigliose giornate primaverili estivi, insomma, con temperature molto gradevoli, un bellissimo sole. La durata media prevista della vacanza è intorno ai 3 giorni, per un totale complessivo di 19,8 milioni di pernottamenti fuori casa, e costerà in media 462 euro a persona. È l'indagine di Federalberghi e tanti turisti che hanno scelto anche la Marca Trevigiana per questo ponte. Saluto, buongiorno Giovanni Kerr, Presidente Federalberghi Treviso, in viaggio, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori. Anche io sono in viaggio e faccio parte di quei milioni di turisti che sono in viaggio. Io torno a Udine dai miei parenti, perché ovviamente è anche un giorno, il 1° di novembre, proprio per ricordare i propri cari, e quindi approfitto anch'io di questo motivo qua. Ma la Marca è molto frequentata. Stamattina per uscire dal centro ci ho messo parecchio tempo e c'erano soprattutto comitive di turisti, tanta gente che passeggiava, veramente bello vedere la nostra città così frequentata e animata. Insomma è un buon anticipo in vista poi di quelle che saranno anche le festività natalizie, che sono insomma un po' un termometro molto importante per tutto il settore turistico. Quindi un ponte del 1° novembre che vede le città d'arte, parliamo di Treviso, ma immaginiamo che proprio complice anche le bellissime giornate, anche tutto l'altro, il nostro territorio trevigiano sia preso d'assalto, pensiamo solo alle colline UNESCO. Certo, assolutamente. Allora, io ho fatto una piccola indagine come Federalberghi proprio prima, i giorni scorsi, per capire come stava andando il mercato, e devo dire che tutta la zona, diciamo, nord della provincia, tutta la zona delle colline è, possiamo dire, al completo, fully book, come si suol dire, già con prenotazioni arrivate a suo tempo, ancora prima di sapere che il tempo è bello. Era bello avere delle giornate meravigliose come queste. Sappiamo anche peraltro che nei ponti sono mediamente frequentati molto dalla clientela italiana. La clientela italiana che non viaggia e non arriva da molto lontano non pianifica il viaggio, ma lo decide negli ultimi giorni. Quindi l'aspetto del clima o l'aspetto del clima è quello determinante per fare sì che un weekend, un ponte, sia pieno o non sia pieno. Quindi anche dove c'era dello spazio libero, dove c'erano delle camere, si stanno riempendo tutte, perché negli ultimi 2 o 3 giorni abbiamo visto veramente un sacco di prenotazioni arrivare, e credo che tutta la provincia sia al completo o quasi. Ecco, la Federalberghi Nazionale parla di una media di 3,3, per essere precisi, giorni di vacanza, quindi insomma la durata del ponte immagino che sia quello che riscontrate anche voi operatori. Sì, sicuramente. Allora diciamo che la stragrande maggioranza delle persone da noi fa le 2 notti, però molti hanno scelto di fare le 3 notti approfittando proprio del weekend lungo, quindi il venerdì, sabato e la domenica, e la maggior parte dei rientri sono domenica. È ovvio che nelle zone magari appunto
appunto del Prosecco, nelle zone collinari, magari si è preferito fare un giorno in più, quindi magari qualcuno ha scelto di fare anche i 4 giorni, soprattutto chi arriva da più lontano, quindi gli austriaci, i tedeschi, i nord europei. Ecco, appunto, era proprio la mia domanda successiva. Lei appunto parlava chiaramente di soprattutto turisti italiani per quanto riguarda questi ponti tutto sommato brevi, però immaginiamo che ci sia anche un turismo straniero che sta approfittando per venire nel nostro... abbiamo un problema di connessione, eccolo qua, è ritornato. Stavo dicendo turisti italiani, però immaginiamo che ci sia anche una buona fetta di turismo estero, perlomeno dai paesi più confinanti. Assolutamente, come le accennavo. Allora, Treviso gode di una situazione di via di comunicazione particolarmente vantaggiosa. Abbiamo un aeroporto ed è una delle poche città d'arte del nord-est a vantare questa opportunità. Quindi tutte le città del nord Europa che sono collegate con l'aeroporto di Treviso, mentre una volta era solo il punto d'arrivo per la clientela che andava a Venezia, oggi non è più così. Oggi è cambiato dopo il Covid un po' la mentalità, quindi il turista cerca di andare e di trovare nuove destinazioni meno conosciute, destinazioni meno dove non c'è il problema dell'overtourismo, così parlato, e Treviso è sicuramente la città e la provincia adatta a questo tipo di vacanza. Ecco perché, voglio dire, tutti dal nord Europa, soprattutto come dicevo dove ci sono i collegamenti facili e comodi, arrivano moltissimi clienti da quelle destinazioni, quindi Inghilterra come prima destinazione, Francia e poi i soliti da sempre che arrivavano anche in passato con le auto, Austria e Germania. Ecco, Treviso fino a qualche anno fa era una città di passaggio, si arrivava appunto in aeroporto per poi raggiungere, non so, Padova, Venezia chiaramente. Non è più così, ora diventa una meta privilegiata per il turista e questo porta poi chiaramente a tutta un'organizzazione del comparto turistico che sta crescendo con il passare degli anni. Sì, decisamente, no? Quindi voglio dire, è molto importante in questo periodo far sentire a casa e far sentire bene il turista che ci viene a visitare, perché userà quello che è il passaparola, cioè se io racconto che sono stato a Treviso, che ho mangiato bene, che ho dormito bene, che ho visto delle belle cose, ho visto dei bei musei, ho visto delle cose interessanti, lo racconto ai miei amici e questo resta, soprattutto in un mondo dei social come quello di oggi, uno dei maggiori viatici per creare e sviluppare il turismo ancora in modo maggiore. Presidente, un'ultimissima domanda, tra qualche anno dovremo parlare di overtourism anche a Treviso? Allora, io sull'overtourism, visto che è un termine che comune, ho un'opinione che è questa. L'overtourism non esiste, esistono solo delle amministrazioni che non sono capaci di gestire i flussi turistici in modo adeguato, questa è la verità. E come si fanno a gestire mettendo gli accessi a pagamento? Come si fa a gestire l'accesso dei turista in modo che il turismo non diventi invece che un'opportunità, un qualcosa di negativo per una città? Ma allora le soluzioni sono tante, non esiste una soluzione unica perché ovviamente ogni location, ogni destinazione ha una sua peculiarità. A Venezia avete visto ci ha provato col contributo d'ingresso, ma anche il contributo d'ingresso non ha dato grandi risultati, ma è ovvio, la metà delle presenze a Venezia in questi weekend è fatta dai veneti e lo misurano con le cellule, cioè il sistema veneziano prevede la rilevazione delle cellule telefoniche, no? Ormai il telefonino lo abbiamo a tutti, quindi sappiamo se vogliamo esattamente quanta gente c'è, sappiamo che metà della gente arriva dal Veneto e i veneti non hanno il contributo d'accesso, quindi insomma bisogna studiarla e personalizzarla per ogni destinazione. Io non credo che Treviso abbia questa cosa qua, anche perché non ha dei punti, è proprio avendo un'offerta molto vasta, molto ampia, molto diversificata, perché andiamo
dallo sport system all'enogastronomia, alle coltivazioni tipiche, ai musei delle principali città d'arte, quindi l'offerta è veramente molto ampia e molto variabile e il turista può usare tutta la provincia. Io credo che quello che sia importante oggi come oggi sia far sentire, ripeto, bene il cliente che ci viene a trovare, perché ne parlerà bene e continuerà a mandare i suoi amici, come già sta facendo oggi. Presidente, sa che a noi giornalisti piacciono tanto i dati, è possibile sparare una cifra di quante presenze avremo nella Marca in questo ponte o è troppo presto proprio perché poi ci saranno gli arrivi dell'ultimo minuto? Sì, esatto, come dicevo è difficilissimo dare questo dato perché in questi giorni stanno arrivando prenotazioni, tantissime prenotazioni tutti i giorni. E allora grazie mille a Giovanni Kerr, Presidente Federalberghi Treviso, buon viaggio anche a lei, buona festa di Ognissanti, grazie davvero Presidente. Grazie a tutti voi e buon weekend anche a tutti voi, buona giornata e speriamo che il tempo resti bello, anzi sicuramente resterà bello. Resterà bello e questo sicuramente, grazie mille Presidente, questo sicuramente aiuterà qualcuno che era indeciso a scegliere di passare questo giorno, questi 2 giorni fuori casa, fuori città per godersi appunto qualche giorno di vacanza approfittando di queste meravigliose giornate di sole. Torniamo alla cronaca. Un oncologo padovano è stato fermato a Buenos Aires mentre insieme ad un altro uomo, ad una donna e ad una neonata stava rientrando in Italia. La piccola sarebbe frutto di maternità surrogata di recente per effetto di un DDL approvato in Senato, diventata reato universale. Bloccati all'aeroporto di Buenos Aires mentre stavano prendendo il volo per Parigi, 3 persone, 2 uomini italiani e una donna argentina, con loro una bimba di appena 15 giorni. Le autorità argentine hanno bloccato i 3 con il sospetto che si tratti di un caso di maternità surrogata. Uno dei 2 uomini è un oncologo di Padova, la neonata venuta al mondo lo scorso 10 ottobre in accordo tra la donna e 2 uomini che la vogliono crescere. La notizia è stata riportata dal quotidiano argentino La Nación, che parla anche del compenso che la 28enne avrebbe ricevuto dai 2 italiani, ovvero 6 milioni di pesos equivalenti a 5.500 euro. I 3 sono stati bloccati perché in Argentina non ci sono regole su eventuali sanzioni, ma soprattutto perché in Italia, proprio pochi giorni fa, il Senato ha approvato il disegno di legge che definisce la maternità surrogata reato universale. Il sospetto delle autorità argentine è che dietro a questo caso ci sia un'organizzazione che avrebbe sfruttato la donna trattenendo gran parte della somma pagata dai 2 italiani e concedendo alla 28enne solo una piccola cifra. Anche la Farnesina sta seguendo il caso. La coppia fermata in Argentina non è stata fermata in base alla legge Varchi perché ancora non è in vigore, non è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma dobbiamo evidenziare che in Argentina non c'è una legge che regolamenti la gravidanza per altri. Sono i tribunali che intervengono caso per caso. Questo evidenzia la necessità di leggi che garantiscono i diritti di tutti i soggetti coinvolti e in questo momento non conosciamo i motivi per cui quella coppia è stata fermata. La madre della bambina sarebbe stata contattata su un gruppo Facebook, lo avrebbe detto proprio la donna, che inoltre ha raccontato che quando aveva 18 anni aveva già donato gli ovuli, così come altre ragazze del suo quartiere nella città di Rosario che partecipavano a trattamenti del genere in cambio di denaro. SOS degrado Campomarzo, Vicenza viene percepito come una zona sempre più pericolosa e marginale della città. La maggior parte dei vicentini dicono di aver paura. Abbiamo raccolto la loro voce come Media Nord-Est e la porteremo al sindaco. Campomarzo o Campo Marcio, le paludi del degrado. Il parco di fronte alla stazione di Vicenza è conosciuto anche come l'outlet veneto della droga, una delle piazze dello spaccio più famigerate del nord-est. Il degrado da qui si allarga a Piazzale Bologna, a Viale Milano, a Viale Torino e Corso Santi Felice e Fortunato. Negli ultimi tempi però la situazione è peggiorata, come raccontano i cittadini, che chiedono più sicurezza. Ma io non mi fido più di andare a fare una passeggiata quando prima con il mio cane andavo dappertutto, a qualsiasi ora, del mattino o del pomeriggio. Ora se non vado con mio marito non passo più per Campomarzo. I cittadini evitano di passare da Campomarzo, ma se le famiglie si allontanano, si ritirano, a conquistare questa zona sono sempre più i pusher, gli sbandati, i piccoli criminali. Insomma, è sempre più pericoloso. Sicuro è tanto pericoloso, soprattutto di sera. Alla sera io passo spesso e è un disastro.
Di sera, ma anche di giorno, perché il degrado è un fenomeno che si percepisce nitidamente, che chi passa vede alla luce del sole. È un fatto di vista, cioè guardare e ci si rende conto, non siamo abbastanza sicuri. Si vede di tutto, da quello che si fa, l'iniezione, da quello che scambia e poi si fa dare i soldi, cioè tutto alla luce del sole. No, non siamo sicuri, perché tanto traffico di tutto e di più. E non siamo sicuri neanche i nostri bambini. Non pensavo, perché tanto che non venivo a Vicenza e purtroppo ho percepito questo, ecco, non si è mai sicuri. Non si è mai sicuri e chi è tanto che non viene a Vicenza percepisce subito che le cose sono peggiorate. Adesso si lavora alla recinzione di Campomarzo nella speranza che tenga lontani i pusher, i malintenzionati. Sicuramente, ma terrà anche lontani i cittadini dal fruire il parco. La recinzione non mi piace per nulla, proprio no, mi dà proprio l'idea del brutto, del triste, no, la recinzione no, però si deve fare qualcos'altro. Si deve fare qualcos'altro, insomma i cittadini non vogliono l'inerzia, chiedono senso di iniziativa, chiedono soluzioni efficaci alle istituzioni. È troppo casino in giro qua, non si fa niente. Ma secondo me non c'è sicurezza. Ci sarebbe tante cose da fare, ma vedo che nessuno fa. In realtà le forze dell'ordine passano, pattugliano, intervengono laddove necessario, ma quello che si aspetta la gente è un giro di vite a livello politico. Noi di Rete Veneta, come sempre facciamo, porteremo queste voci a chi in città è il primo rappresentante dei vicentini, il sindaco. La questione dunque non finisce qui, ma continua. Tragedia sfiorata ieri sera a Saviner di Laste di Rocca Pietore, scusate, l'altra sera, quindi mercoledì sera a Rocca Pietore, siamo in provincia di Belluno. Un masso di grandi dimensioni è caduto su una casa sventrandola, incolumi, anziani, novantenni, la figlia di 63 anni. Confidiamo nell'immediato intervento della provincia, dice il sindaco Valerio Davare a Palazzo Piloni. Ieri pomeriggio ha fatto sapere che attiverà la procedura della somma urgenza. Ieri sera si è staccato un masso verso le 18:30, 18:40 dal pendio sottostante l'abitazione e ha centrato l'abitazione sfondando e arrivando praticamente in una stanza. Fortunatamente non ci sono feriti, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Si tira un sospiro di sollievo per la tragedia sfiorata a Saviner di Laste di Rocca Pietore. Il grande masso in bilico su una ceppaia che si è mosso e ha preso velocità rotolando per una trentina di metri ha sventrato una porzione della casa che si trova proprio a ridosso del versante. Un rumore sordo e poi un botto hanno fatto tremare l'abitazione dove abitano padre e figlia, ultranovantenne lui, 63 anni lei. Un miracolo ha salvato loro la vita. Entrambi si trovavano sul lato opposto della camera da letto dove si è fermato il masso. Da subito siamo stati allertati dai vigili del fuoco che immediatamente hanno valutato la scena dell'incidente e poi con la provincia questa mattina abbiamo già fatto un sopralluogo dopo le verifiche del caso fatte dal dirigente, dal funzionario dei Vigili del Fuoco che ha dichiarato in parte l'agibilità della casa. Padre e figlia, infatti, pur spaventati, hanno potuto trascorrere la notte a casa. Ieri sera hanno lavorato i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la porzione danneggiata dell'abitazione che si trova nelle vicinanze degli hotel Venezia e Aurora. Senta, quello è un versante che era stato interessato da lavori di consolidamento dopo post Vaia? Ma quel versante lì era stato ovviamente come tantissimi versanti del nostro comune interessato dalla tempesta Vaia e poco più avanti sì, ci sono delle reti paramassi. Ovviamente adesso stiamo valutando con la provincia come procedere al consolidamento anche di questa parte un po' più destra rispetto alle opere già realizzate e spero confido che la provincia intervenga subito perché veramente la protezione delle abitazioni è una cosa essenziale per i nostri paesi.
Virale il video di nonno Gino Gentilin che balla ai funerali del nipote Kevin, morto a 15 anni andando a scuola. In un post su Facebook si scusa, ma dice: la musica è amore. Chiedo scusa umilmente se mi sono lasciato andare oltre la musica. La musica è amore. Io e il mio angelo custode Kevin avevamo un rapporto unico con la musica. Al mio fianco mi diceva: vai, vai nonno, fallo per me, e questo è stato l'ultimo saluto. Chiede scusa, ma scuse non ne servono. Sono pochi quelli che non hanno compreso cosa abbia spinto nonno Gino Gentilin a ballare davanti al feretro la musica che il nipote quindicenne Kevin amava. Nipote perso mentre in una mattina come tante andava a scuola in Vespa. Un post su Facebook, mentre proprio su social, siti, giornali, il ballo di nonno Gino è diventato virale. Al funerale, ma anche in queste ore, gli attestati di vicinanza ai Gentilin si sono moltiplicati. Le nostre famiglie non trovano le parole per ringraziare profondamente di cuore tutti voi uniti alla nostra immane sofferenza, aggiunge Gino. La vostra vicinanza ha creato puro amore. Lo stesso sentimento che al telefono esprime il figlio Christian, papà di Kevin. Ho apprezzato, ho detto comunque a tanta gente i ringraziamenti per la loro presenza e anche per chi non c'è stato, capito? Perché tanta gente non è potuta venire e comunque sì, è stato bello, insomma. È stata la famiglia, racconta, a far partire la musica sul sagrato della chiesa di Salvatronda in omaggio al ragazzo. Abbiamo voluto noi dedicare delle musiche al figlio. Perché a lui piacevano molto questo tipo di musiche e da lì poi è nato questa improvvisazione, una cosa spontanea, capito? Quindi le cose spontanee vengono e poi giudicare non è che le avevamo programmate, capito? Una cosa spontanea che ti è venuta dal cuore, capito? E quindi ringrazio tutti, comunque anche chi che dà il conforto loro. Oltre 400 persone hanno partecipato ieri a San Nicolò ai funerali di Massimo Donadon, l'imprenditore della derattizzazione scomparso domenica all'età di 91 anni. Caro Massimo, tu sei stato un vero supereroe, un essere con poteri straordinari dove far vivere bene i tuoi cari, i tuoi amici e tutti quelli che ti hanno incontrato. La lettera l'ha letta l'uomo, oltre che l'imprenditore Roberto Castagner, ma ha fissato il ricordo dei tanti amici che l'hanno accompagnato nell'ultimo viaggio. In oltre 400 al Tempio di San Nicolò hanno reso omaggio a Massimo Donadon, scomparso domenica all'età di 91 anni. Un imprenditore, ma soprattutto un uomo che ha amato la vita fino all'ultimo respiro. Tu hai voluto essere un uomo senza età per sconfiggere il pregiudizio e le scuse che ognuno di noi si dà col passare degli anni per dare meno a se stessi e agli altri. Tu ci hai insegnato a goderci ogni istante della vita. In prima fila la moglie e i figli, ma anche il fratello con il nipote Riccardo, visibilmente commosso quando la cugina Barbara ha ricordato il forte legame che lo univa allo zio Massimo. Tu papà hai sempre creduto in lui. In questi giorni abbiamo ricevuto molto affetto da moltissime persone perché ti sei fatto voler bene da tutti e con ironia hai sempre lasciato un ricordo simpatico raccontando pezzi della tua autentica, meravigliosa vita. Ci hai lasciato troppo presto rispetto alla voglia di vivere che hai sempre avuto. Sei sempre stato un fuoriclasse, senza età, un uomo libero, giovane dentro e fuori, carismatico, simpatico, gentile, allegro, generoso, elegante. Un ottimista di natura, capace di contagiare tutti con la tua simpatia e la capacità di guardare avanti, mettendo sempre in evidenza il lato positivo della vita. Occhi lucidi per Giuseppe Milan di Un'Industria, per Massimo Colombandi, per Mastelise Castelbrando, di Bruno Vianello di Texa e dell'ex questore di Treviso Carmine Damiano, solo per citare alcuni dei presenti, ai quali il celebrante Don Tiziano Farronato ha lasciato questa riflessione. Un gesto di riconoscenza, ed è bello essere in tanti a poter dire
grazie Massimo per quello che sei stato e per quello che hai fatto per ciascuno di noi. Una cerimonia terminata sulle note dell'Ave Maria cantata dal tenore Francesco Grollo, con la salma condotta sulla via della cremazione. È stato ritrovato ferito e senza sensi lungo le mura di Cittadella e non riesce a raccontare cosa sia accaduto. Ora la famiglia chiede aiuto. È stato trovato ferito e privo di sensi oltre un mese fa, il 13 settembre, lungo le mura storiche di Cittadella. E da quel giorno la vita di Roberto Giaretta è cambiata. Una lunga odissea in ospedale tra visite e interventi chirurgici e un lungo ricovero in vari reparti. Ma nessuno ha saputo spiegare cosa sia accaduto. In quegli interminabili minuti era uscito di casa nel tardo pomeriggio per una passeggiata con il cane ed è stato soccorso, privo di sensi, riverso a terra, ferito. Ora la famiglia, la moglie in particolare, chiede aiuto anche attraverso i social. Se qualcuno ha visto qualcosa, se qualcuno ha capito cosa sia accaduto, anche solo qualche istante, per aiutare a ricostruire la verità. Lui purtroppo non è in condizioni di raccontare nulla per il momento, anche se si trattasse di una semplice caduta accidentale, di un incidente senza responsabili, sarebbe comunque una notizia che aiuterebbe ad alleviare il dolore dei familiari di Roberto e chissà che qualcuno esca veramente allo scoperto e possa ricostruire l'accaduto, anche se ovviamente questo non potrà accelerare la guarigione di Roberto. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità e poi ci collegheremo con New York a tra poco. Rieccoci in diretta, Antena 3 non conosce confini e allora andiamo direttamente a Times Square a New York. Buongiorno a Tony Venturato. Buongiorno, good morning from New York. Benvenuti a Times Square. Allora, perché a New York? Perché tra 2 giorni, il 3 novembre, si correrà la maratona di New York. Tony Venturato, scrittore e giornalista, è stato spesso nostro ospite. Riepilogo velocissimamente. Tony è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale in moto qualche anno fa. La diagnosi era stata molto pesante, rischiava di non riuscire più a camminare, poi una grande forza di volontà, molta fisioterapia, lungo ricovero, il supporto della famiglia gli ha permesso di tornare non solo a camminare ma addirittura a correre. La sua maratona di New York numero? Sta superando il numero delle dita di una mano, Francesca. La numero 5. E Tony si è impegnato come atleta disabile. Tra l'altro, Tony, lo diciamo subito, lei sarà questa sera a sfilare e rappresenterà tutti gli atleti italiani con disabilità. Sì, esatto, è un regalo bellissimo che mi è stato fatto dagli organizzatori della maratona di New York. Sfilerò alla Parata delle Nazioni che si terrà a Central Park assieme a 20 atleti italiani. Rappresenterò gli atleti disabili italiani in questo palcoscenico incredibile, importante, importantissimo, e sarà proprio anche... Daremo la possibilità a questi atleti di avere una visibilità non solamente locale ma mondiale. E lei appunto si è impegnato e noi ci prendiamo un pezzettino di merito anche dai nostri studi per lanciare questo appello, per raccogliere dei fondi per portare altri atleti con disabilità alla maratona, e l'obiettivo è stato raggiunto alla grande, Tony. Sì, Francesca, qui devo dare merito alla vostra emittente che mi ha dato veramente una mano con la visibilità, con il supporto. Siamo riusciti a terminare una raccolta fondi che ha portato 4 atleti disabili a New York. Domenica correranno o cammineranno la 42 chilometri che collegherà il ponte da Verrazzano fino a Central Park. La vostra emittente, i vostri servizi sono stati importantissimi perché non solo hanno raggiunto tutte le case del Triveneto, ma hanno raggiunto attraverso i social i cuori di milioni di italiani e, credetemi, anche di milioni e tantissimi italiani fuori dai confini nazionali. Pensate che qui con noi oggi c'è Giuseppe abita in Australia, però viene qui, è siciliano, è venuto qui in ferie e si è unito a noi oggi qui a Times Square
Bellissimo. Tony, questi ragazzi saranno accompagnati durante tutto il percorso della maratona? Sì, allora noi facciamo parte di un'associazione internazionale che si chiama Achilles. Questa associazione ha dei runners volontari che portano appunto tutte queste persone che soffrono di disabilità, sono affette da disabilità. Io tra l'altro mi sono impegnato soprattutto per quanto riguarda la disabilità per la sindrome di Down, e le porteranno dalla partenza fino all'arrivo. Alcuni avranno bisogno di 2 accompagnatori per dare un supporto non solo fisico, ma anche e soprattutto un supporto morale. Ma ciò che poi importa sarà il pubblico, che normalmente spinge questi atleti speciali dall'inizio alla fine. Sono i grandi protagonisti di questa corsa, che io identifico sempre come la corsa della vita, perché una volta terminata effettivamente cambiano, hanno un change sostanziale alla propria esistenza e diventano promotori positivi di tenacia e di forza nella società, e quindi lo vanno a distribuire a tutti i loro simili. Anche lei non sarà solo domenica lungo tutto il percorso. Esatto, io avrò un compagno di particolare, eccolo qui, Bruno, che sta alzando la mano. Bruno è un amico, è un presidente dei paracadutisti e sarà la mia guida lungo questi 42 chilometri. Mi segnalerà eventuali ostacoli per tutti quelli che sono le mie problematiche, e arriveremo assieme. Speriamo di avere stampato sul volto il sorriso più bello e che ci rimanga per sempre cucita sull'anima questa bellissima esperienza. Adesso faccio vedere la maglia che lei indosserà, chiedo alla regia di mostrare a tutti la maglia che appunto lei indosserà domenica nel corso della maratona di New York. Sì, è una maglia particolare alla quale tengo tanto. Con me ci sarà la provincia di Treviso, che ha voluto patrocinare questo evento. Ci sono 3 comuni, il comune di Pederoba, il comune di Trevignano e il comune di Vedelago. C'è l'IPA Terre di Asola Montegrappa, il MAB UNESCO, la biosfera del Montegrappa, poi tanti sponsor che mi hanno dato una mano. Ma una cosa che vorrei far notare: io e Bruno siamo paracadutisti, facciamo parte del centro sportivo dei paracadutisti, sono stati i primi a voler patrocinare l'iniziativa, perché non ha tanto una valenza sportiva, diciamolo. Noi siamo degli atleti amatoriali, corriamo, siamo dei tappascioni, come si suol dire, quindi andiamo piano, ma ha una valenza morale, ha un significato morale forte, ed è quello che vogliamo trasmettere. E con noi, portando questi simboli, è come se portassimo un po' tutto il territorio veneto. Io poi in particolare sulla mia maglia, su questa manica sinistra, non so se si nota, ma ho lo stemma di quell'associazione sportiva che mi ha insegnato a correre, che è l'Atletica Trevignano, scusatemi l'emozione, e che mi ha permesso oggi di essere qui. L'emozione ci sta ed è bello anche manifestarla, perché dietro a questa emozione, dietro a questa quinta maratona c'è tanto lavoro, c'è tanto dolore, c'è uno sforzo che ha coinvolto lei, che ha coinvolto la sua famiglia, e che adesso lei vuole in qualche modo, anche per ringraziare di quello che è riuscito a fare, trasmettere questo anche ad altri atleti disabili. Il rapporto con New York è un rapporto forte. A New York è conosciuto il suo libro che racconta la sua storia dall'incidente alla rinascita, al ritorno a camminare, ed è un rapporto che si consolida di anno in anno. Un po' è il testimone italiano della maratona di New York, al punto insomma che spesso viene chiesto, viene invitato a presenziare ad eventi, e tra l'altro è già arrivato l'invito per la prossima maratona 2025, Tony. Sì, è già arrivato, è un'emozione. New York in qualche modo qui ho visto la mia rinascita, sono tornato a vivere nuovamente, e quindi per me questa è una seconda casa. Poi da quella volta ho iniziato anche a lavorarci, e quindi collaboro con alcune redazioni newyorkesi, però ciò che voglio trasmettere in questa maratona è che sì, la città è importante, questa è la maratona della vita, ma è un palcoscenico talmente importante che serve per dar visibilità
a queste persone che nella società spesso hanno dei problemi, ma il 3 di novembre saranno visti come dei veri e propri eroi. Tony, grazie davvero per questo collegamento, vi abbiamo fatto alzare molto presto, grazie davvero a Tony Venturato, grazie a tutti gli italiani che sono con lei e anche quelli che tramite i nostri canali ci seguono anche a distanza. Chiaramente in bocca al lupo a lei, in bocca al lupo a questi 4. Viva il lupo sempre, viva il lupo sempre. Assolutamente, e la promessa la vogliamo qui quando tornerà da New York con la medaglia, e magari se riusciamo a portare anche l'atleta italiano che lei è riuscito, certo, grazie a questi fondi raccolti, a portare a New York, ci farebbe davvero tantissimo piacere. Grazie ancora Tony Venturato. Francesca, posso fare salutare gli amici? Ecco, con il saluto che per noi è quasi casa. 1001, 1200, 1300. Grazie davvero e un saluto grande a tutti voi per questo collegamento da Times Square, una maratona di New York che racchiude tantissimi significati, non è una semplice corsa ma è una rinascita, è mandare anche un messaggio di speranza a tanti atleti e a tanti che affrontano la disabilità, come è successo a Tony dopo l'incidente stradale. Grazie davvero a Tony Venturato e noi continuiamo con le nostre notizie, siamo alla politica, durissimo Roberto Marcato in diretta ospite del nostro direttore Luigi Baccialli. Le dichiarazioni del ministro Tajani da Padova hanno di fatto interrompono, dice Marcato, l'asse tra Forza Italia e Lega. Io e qui parlo, mi svesto da assessore, parlo da fondatore della Liga Veneta. Per me l'esperienza di alleanza di centrodestra con Forza Italia in Regione Veneto per me è finita. Terzo mandato autonomia nucleare. Da Roma a Padova il ministro Tajani ha sferzato le politiche del governatore Luca Zaia. La Lega, suo alleato di governo. È una strategia per Bulldog Roberto Marcato con Forza Italia, che sta giocando all'attacco in maniera più forte di quello che starebbe facendo la stessa opposizione, venendo così allo scoperto. Che fare gli oppositori interni è troppo comodo. Se fossi il presidente Zaia e il segretario Stefani, di fronte a questo attacco frontale alla Lega, ai Veneti e al presidente Zaia, io interromperei qui l'esperienza di governo. Dichiarazioni che segnano per Roberto Marcato una linea netta di demarcazione con Flavio Tosi, potenziale candidato alle regionali in Veneto, ma mai candidato del centrodestra. Con queste premesse io non vedo la possibilità oggi di avere un'alleanza, men che meno con un candidato di Forza Italia. Diverse le affermazioni contestate da Marcato, quelle che bruciano di più legate all'autonomia, con le competenze sulle politiche energetiche e commerciali che il percorso lanciato dal DDL Calderoli assegnerebbe proprio alle regioni. L'ha votata lui sta roba qua, Cioè lui ha detto che l'energia e il commercio estero possono essere delegate alle regioni. Non è che adesso nel momento in cui il presidente Zaia le chiede il commercio estero, lui dice di no, perché, ripeto, lui ha votato esattamente questo. In politica mancano coraggio e coerenza, tuona Marcato il motivo per cui gli elettori stanno rinunciando a votare. Questo, se lo mettano via i romani non toccano palla, cioè a Roma non decidono le sorti del Veneto, i veneti decidono le sorti dei veneti. Per quanto mi riguarda, il prossimo presidente o la prossima presidente deve essere uno della Lega, punto. C'è il via libera al Senato al disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Un primo risultato concreto nell'interesse di quei territori, ha detto il ministro Calderoli. Opposizioni sugli scudi. Il senatore Dem Andrea Martella dice un provvedimento vuoto di risorse e privo di misure concrete. Note di giubilo dagli esponenti della maggioranza di destra-destra, critiche dai banchi dell'opposizione per quella che viene definita un'occasione mancata per mancanza di risposte ai territori. Luci ed ombre dopo il via libera al Senato all'atteso disegno di legge sulla montagna, che è un primo passo positivo ma non soddisfacente, commentano all'unisono Confindustria Belluno, la rete di Confindustria della montagna e Uncem. 200 milioni la dotazione del fondo, che nei prossimi anni potrebbe essere elevato a 300 milioni se il governo accetterà la richiesta contenuta nell'ordine del giorno presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Risorse insufficienti, ribatte il collega Dem Andrea Martella.
Era necessario avere un fondo di dotazione superiore dal punto di vista economico ed era necessario individuare una serie di interventi che davvero potessero servire a chi vive in montagna per affrontare il tema dello spopolamento in modo particolare. Bocciati gli emendamenti del PD in tema di sostegno alle giovani coppie, ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, i servizi sanitari e sociali, la creazione di impresa, in tema di esenzione di carattere fiscale, la banda larga, la telemedicina. Purtroppo in questo disegno di legge al momento ci sono dei titoli e degli annunci, come spesso fa questo governo, ma non ci sono ancora i fatti concreti che sono quelli di cui chi vive in montagna ha bisogno. Per gli industriali bellunesi, a poche ore dall'ok di Palazzo Madama, spiace che per assenza di risorse non siano state previste nel testo misure ad hoc per sostenere l'insediamento di nuove start-up nelle aree montane. Il percorso è solo all'inizio, certo, ma è necessario approntare una strategia complessiva. Le correzioni sono auspicate nel passaggio che si prevede prossimo alla Camera. Uno dei temi che noi avevamo posto era proprio questo della classificazione dei comuni, in modo tale che ci fosse certezza delle risorse finanziarie a disposizione. Sul punto concorda il ministro Roberto Calderoli. Fondamentale, ha dichiarato, una precisa definizione di cosa è montagna in Italia attraverso parametri ben definiti che assicurino alle zone realmente montane tutto il sostegno necessario. Quasi una trentina di associazioni culturali, economiche e di categorie professionali sono state ascoltate dalla Commissione UNESCO arrivata a Venezia per stabilire se la città debba entrare nella lista dei siti a rischio del patrimonio mondiale dell'umanità. Ogni volta che i commissari, gli advisory bodies fanno la loro relazione, arriva alla session annuale del World Heritage Committee, che rappresenta gli ambasciatori dei 21 stati, e questi 21 stati, opla, voltano la questione e Venezia va benissimo. Venezia e la sua laguna sono un sito dell'umanità in pericolo? E cosa si sta facendo per preservare un territorio così fragile e un tessuto sociale ormai ridotto ai minimi storici? Da anni Venezia balla pericolosamente sull'orlo dell'ingresso nella lista nera dei siti patrimonio dell'umanità a rischio. Periodicamente una commissione UNESCO arriva in città per toccare con mano problemi e progetti di soluzioni. Ma mai come questa volta la commissione ha ascoltato così tante associazioni professionali, di categoria o di altro genere. Se l'intento è quello di mettere come dire, all'angolo, dietro la lavagna qualcuno, secondo me questo non è il modo corretto di interpretare la funzione dell'UNESCO. Si tratta invece di pesare come l'UNESCO possa essere a noi d'aiuto. Alla sede veneziana dell'UNESCO è l'occasione per poter dire finalmente ciò che si pensa della direzione che ha preso Venezia. Molto del tessuto culturale, sociale è stato perso grazie agli effetti dell'overturismo, che induce a pensare che la città sia un terreno per investimenti ad alta redditività. Abbiamo portato le problematiche dello spopolamento, del disagio abitativo, del grave disagio abitativo che viviamo in città. Questo a causa della mancata assegnazione delle case pubbliche, del fatto che sono lievitati i prezzi, per il fatto delle affittanze turistiche. E poi c'è il Motondoso e un traffico acqueo mai così intenso. Bisogna iniziare a fronteggiarlo a gamba tesa, quindi più controlli, ma soprattutto mettere in atto i sistemi di controllo da remoto per poter sanzionare chi effettivamente continua a non rispettare le regole. Tra le tante associazioni e comitati, anche quelli sorti per problemi specifici di una determinata zona. La stazione ferroviaria che vorrebbero costruire nel molo di Levante, che potrebbe essere a nostro avviso un indotto ulteriore per portare migliaia di turisti ancora nella zona. Sembra ci sia un progetto di 12 ettari di agrifotovoltaico in un'isola così delicata. Abbiamo messo un po' il problema all'evidenza dell'UNESCO. E il direttore del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha risposto ad un dossier inviato da tutta la città insieme, molto critico sulla situazione di Venezia. Intanto le opposizioni chiedono al Comune più trasparenza nei rapporti con l'Associazione delle Nazioni Unite.
A poco più di un anno dal voto che a Riyadh la salvò dall'ingresso nella lista nera dei siti in pericolo, Venezia è nuovamente sotto esame dell'UNESCO. Ma a che punto è il dibattito tra il Comune e l'Organizzazione delle Nazioni Unite? Il Partito Democratico lo chiede a sindaco e giunta in un'interrogazione a prima firma di Monica Sambo. In particolare, cosa c'è scritto nel piano di gestione chiesto dall'UNESCO e presentato da Cafarsetti il 7 giugno 2024? In Consiglio Comunale c'è chi il documento l'ha letto, ma chiedendolo al destinatario, non al mittente. Noi con un accesso agli atti li abbiamo avuto, ma non dal Comune, dall'UNESCO. Cioè la cosa incredibile, appunto, la trasparenza che manca è proprio questa, cioè sei costretto per avere un documento che tutta la cittadinanza dovrebbe avere a fare degli accessi agli atti e addirittura in questo caso l'accesso agli atti ti viene, la risposta ti arriva da UNESCO e non dal Comune. Cosa c'è scritto? Ma c'è scritto sostanzialmente che qua è tutto benissimo, cioè che tutto va bene e che la parola purtroppo più ricorrente è sostenibilità, perché tutti i progetti, anche più devastanti, per esempio la torre di Viale San Marco, segue i principi della sostenibilità. Intanto tutta la città insieme ha ricevuto una lettera di risposta dal direttore del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ad un dossier molto critico sulla situazione attuale di Venezia, inviato poco tempo fa. Ci ha fatto molto piacere perché significa che UNESCO recepisce, ascolta, in questo caso c'erano tante associazioni che controfirmavano il documento e ascolta un documento in cui si denunciano quelli che sono i progetti più devastanti relativi al nostro comune, e quindi sia i progetti in gronda e quindi la devastazione della laguna, ai progetti come il Ticket, che è un fallimento clamoroso e l'abbiamo dimostrato con i numeri che la stessa Smart Control Room ci ha dato. Sale la conta delle vittime, degli sfollati, dei danni per le alluvioni a Valencia, oltre 200 morti, 120.000 sfollati e adesso l'allarme meteo si sposta in altre città spagnole. Il nostro Lorenzo Maier ci ha inoltrato la testimonianza di un veneziano a Valencia, Luigi Gianola, che racconta la situazione nelle città vicine al centro di Valencia. Sentiamo le sue parole. Sì, ciao Lorenzo, niente, volevo raccontarti un po' la situazione come è stata qua a Valencia, che veramente è stato un disastro. La cosa strana è stata che qua a Valencia città non ci sono stati problemi, grazie a tutti i lavori che avevano fatto a rifacimento del letto del fiume nel 1957 dopo la grande alluvione che si è stata in quell'epoca. Però nei paesi limitrofi, a Paiporta, Aldaia, l'Acqua, Sattorrente, a Massa, Nassa e tutti quei paesi lì c'è stato un disastro veramente impressionante. L'acqua che è arrivata fino a 1,5 metri, fango in tutta la città, macchine una sopra dell'altra e veramente si sono visti anche corpi galleggiare nell'acqua. Amici che tengo in quella zona sono devastati e in questo momento non hanno alimento, i supermercati sono vuoti, non c'è acqua, non c'è carne e quindi noi da qua da Valencia abbiamo cercato anche di aiutarli e ci sono tanti gruppi di volontariato che stanno andando lì per aiutarli con il fango, per aiutarlo a migliorare un po' tutta la situazione di come la stanno vivendo. E veramente siamo devastati e speriamo che la situazione si rientri il più presto possibile. C'è già l'esercito spagnolo che è venuto a dare il suo aiuto qua. E dal mio punto di vista, io sono veneziano di tutta la vita e a Venezia con le inondazioni siamo abituati, però lì la situazione era differente, nel senso che ce l'aspettavamo. Noi l'acqua alta quando arrivava ce l'aspettavamo, qua non si aspettavano tanta acqua nello stesso momento. Tanta gente è andata a prendere le macchine che le avevano nei garage sotterranei e nel momento che sono andati a prendere la macchina si sono trovati con l'acqua alla gola perché l'acqua entrava nei garage. E quindi molte persone sfortunatamente anche sono morte nell'intento di andare a salvare la propria macchina. Va bene, io ti saluto e speriamo che la situazione qua migliori e ci vediamo. Ciao Lorenzo, grazie. Queste le parole di Luigi Gianola, veneziano da Valencia, il video inviato al nostro Lorenzo Maier.
Si chiama INPS per tutti ed è il nuovo progetto in Veneto per promuovere l'accesso alle prestazioni assistenziali tra le fasce più deboli della popolazione. Dal reddito di inclusione alla disoccupazione, alla pensione di anzianità o invalidità, sono diverse le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dallo Stato attraverso l'INPS, prestazioni che non sempre vengono richieste da persone che, pur avendone diritto, si trovano in condizioni di marginalità o disagio sociale, economico, lavorativo o abitativo. Per intercettare queste fasce di popolazione è nato il progetto INPS per tutti, che si arricchisce di un protocollo che coinvolge ANCI Veneto, INPS regionale, Caritas e Comunità di Sant'Egidio. L'obiettivo è fare rete affinché anche gli utenti più svantaggiati vengano a conoscenza di diritti inespressi. Comprende appunto sia servizi prettamente assistenziali, quindi posso pensare il recente ADI e quindi l'assegno di inclusione che ha superato il reddito di cittadinanza, che prima era ovviamente incluso nel pacchetto, diciamo, delle prestazioni. Possiamo pensare ai bonus dell'asilo nido piuttosto che i bonus familiari, e sicuramente tutto ciò che è previdenza, inteso come disoccupazione piuttosto che discall, o anche materia pensionistica, perché comunque laddove ci siano delle condizioni per esercitare un diritto alla pensione, questo ovviamente viene verificato. Un accordo che consente di aiutare con maggiore puntualità le persone in difficoltà e nello stesso tempo liberare risorse per i comuni. Stiamo parlando di oltre 200 utenti in Veneto che sarebbero totalmente a carico dei comuni e che invece, facendo scoprire loro dei diritti che hanno, riescono ad aiutare gli utenti e ad alleggerire un po' anche la spesa sociale per i comuni, che non viene ridotta ma viene investita su altre iniziative sempre sociali. Dopo il rimpasto in Consiglio Comunale, la giunta di Rossano Veneto è ancora incompleta. Manca un assessore, per legge deve essere una donna. Per cercarla, l'amministrazione ha diramato un avviso pubblico. Ottobre 2024 a Rossano Veneto sarà ricordato come uno dei mesi più agitati e turbolenti dal punto di vista politico. Prima il sindaco Marco Zonta toglie le deleghe all'assessore Morena Martini, poi si costituisce una nuova maggioranza riunita nel gruppo Patto per Rossano 2028. Ora arriva anche l'inedita e irrituale ricerca dell'assessore mancante nella giunta. Il comune lo fa tramite un avviso pubblico, forma che solitamente è utilizzata per coprire servizi o attività materiali, ma non ruoli amministrativi. Il bando è stato pubblicato il 25 ottobre e sarà aperto fino a mezzogiorno di lunedì 4. Io all'interno della giunta ho due assessori maschi e un assessore donna, e quindi il quarto assessore necessariamente dovrebbe essere donna. È la legge che prevede questa regola per i comuni sopra i 3.000 abitanti. È un po' una struttura di una legge che nasce per creare un giusto equilibrio dei generi all'interno delle amministrazioni pubbliche, che però talvolta diventa difficile da applicare, soprattutto in comuni medio-piccoli dove si fa già fatica a trovare gente disposta a impegnarsi. All'avviso di ricerca si è arrivati perché dentro la maggioranza la consigliera Paola Ganassin non ha accettato di ricoprire il ruolo di assessore. Rossano, con la piazza ancora sotto cantiere e altri interventi previsti all'asilo, rischia di non avere un referente amministrativo e politico per urbanistica e lavori pubblici. Purtroppo sono referati che solitamente, almeno nella maggior parte dei comuni, sono ricoperti da figure maschili, e questo rende ancora più difficoltoso la ricerca, anche se sinceramente, insomma, io spero e sono certo che sicuramente ci saranno e ci sarebbero delle donne assolutamente capaci e preparate per questo tipo di referati. Se avanza una richiesta, noi le accoglieremo molto volentieri. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale in questo 1° novembre 2024. Ora vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo e poi a seguire il documentario Borgo Italia e il film Amarsi. Grazie per essere stati con noi e l'informazione torna questa sera a partire dalle 19:30. Buon pomeriggio.